Oltre 100 gli imprenditori denunciati, lavoratori in nero, sanzioni per migliaia di euro. Questo è il bilancio dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento per controlli eseguiti nel territorio. L'opposizione diserta l'Aula e non si tiene il Consiglio Comunale, a rischio i finanziamenti del PNRR. Incontro presso l'Istituto Sciascia con gli studenti da parte dei funzionari del Centro per l'Impiego, al via il premio Dona Maiora al Gallo, la CNA per il premio in lingua siciliana dedicato a Serroì. All'Istituto Leonardo, dibattito nella giornata mondiale della filosofia. L'Agragas sconfitta dal Trapani nei preliminari per le qualificazioni in Coppa Italia, gol collection della 13ª giornata di calcio Serie D, Girone I. Benvenuti con il nostro telegiornale. Sono oltre 100 gli imprenditori denunciati, lavoratori in nero, sanzioni per migliaia di euro. Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in provincia di Agrigento è davvero sconfortante. Da gennaio a novembre sono stati ispezionati circa 120 cantieri e la metà è risultata a non essere in regola. Un dato che deve far riflettere. I militari dell'Arma dei Carabinieri in quasi un anno di attività hanno controllato cantieri sparsi in tutta la provincia, dalla città dei Templi fino all'entroterra. Nella maggior parte dei casi sono emerse criticità, soprattutto in materia di sicurezza dei luoghi del lavoro. L'ultimo caso, in ordine di tempo, si è verificato proprio a Canicattì. Un'imprenditrice quarantenne del posto è stata denunciata per non aver installato la recinzione del quadro da cantiere, non avere collocato i servizi sanitari e per avere montato un ponteggio risultato non a norma. Infine, su 8 lavoratori su 2 sono risultati in nero. E 14 arresti a Catania per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di droga nell'operazione Fossa dei Leoni, il servizio. I carabinieri del comando provinciale di Catania, col supporto dei reparti specializzati, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del capoluogo etneo per 14 persone indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono oltre 100 i militari impegnati nell'operazione denominata Fossa dei Leoni, 2 tra le province di Catania, Palermo, Cosenza ed Enna. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Etnea, condotta dai carabinieri della Compagnia di Fontana Rossa di Catania. Ha consentito di smantellare una fiorente piazza di spaccio situata lungo il viale Grimaldi, nel quartiere Librino di Catania, conosciuta appunto come Fossa dei Leoni, per la sua struttura morfologica e storicamente riconducibile al clan Cappello. Molte le contromisure utilizzate dai pusher per non essere sorpresi dalle forze dell'ordine, mentre garantivano il costante approvvigionamento di crack, cocaina, marijuana ai numerosi acquirenti, oltre infatti a suddividere le quotidiane attività di spaccio in turni con il filtraggio dei clienti. Sia gli spacciatori che le vedette usavano tra di loro un linguaggio criptico, un codice segreto insomma, che serviva loro a indicare gli stupefacenti, camicie per la cocaina, crackers per il crack, giubbotto per la marijuana. Utilizzavano altresì delle difese passive nel luogo dello smercio della droga, una palazzina protetta da un portone abusivo in ferro battuto e apribile solo dall'interno. Durante le attività investigative, i carabinieri di Catania hanno eseguito complessivamente 26 arresti in flagranza di reato, sequestrato 67 kg di droga, in prevalenza marijuana, 2 pistole, un fucile e cartucce di vario calibro. Operazione antimafia a Siracusa, colpito il clan Borgata con 19 arresti eseguiti per spaccio di droga. Con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi, i carabinieri di Siracusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone. Il GIP ha disposto la custodia in carcere per 15 indagati e gli arresti domiciliari per altri 4. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura di Catania e condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, ha consentito di accertare l'esistenza di una organizzazione criminale finalizzata al traffico di cocaina, crack, hashish e marijuana. L'indagine trae origine da un'iniziativa del nucleo investigativo tesa ad accertare l'esistenza di una importante piazza di spaccio al quartiere Borgata ed in estensione nella zona bassa della città.
Il sodalizio criminale aveva una precisa distribuzione di ruoli e compiti al suo interno. Il gruppo si sarebbe imposto anche attraverso azioni violente e attentati dinamitardi e incendiari, come principale referente nell'importazione della cocaina in città, rifornendo le altre piazze di spaccio del capoluogo aretuseo e mantenendo l'esclusiva nella zona della Borgata. Il gruppo inoltre avrebbe mantenuto strettissimi rapporti con alcuni dei detenuti della casa circondariale Capadonna, ai quali avrebbe tentato di recapitare cellulari e droga anche utilizzando un drone o nascondendo il materiale illecito all'interno di cibi consegnati dai familiari. Il drone in particolare è stato sequestrato dai carabinieri intervenuti nel momento in cui due degli indagati, mentre sostavano a 270 metri dalla casa circondariale, avevano appena legato all'apparecchio un involucro contenente 3 telefoni cellulari di piccolissime dimensioni. Altri 4 smartphone criptati e involucri di cocaina e hashish sono stati trovati ben nascosti all'interno di calamari e barrette di cioccolata che stavano per essere consegnati ad una ditta di spedizione per farli recapitare a vari detenuti. L'opposizione diserta l'aula e il Consiglio Comunale di Favara non si tiene per mancanza del numero legale e non si possono trattare le variazioni di bilancio sui finanziamenti previsti dal PNR. Moscato ha seguito i lavori. Un Consiglio Comunale di Favara che possiamo definire tra alti e bassi. Prima l'approvazione di una mozione in favore della stabilizzazione dei tantissimi dipendenti comunali precari, adesso invece si diserta l'aula e non si inizia la discussione ed eventualmente l'approvazione di importanti variazioni di bilancio su finanziamenti PNRR per importanti opere a Favara. Sindaco, che cosa succede? Succede che questo Consiglio Comunale per l'ennesima volta ha dimostrato la propria irresponsabilità. Ieri sera alti discorsi di bene comune, di responsabilità nei confronti dei dipendenti, stasera decidono, non è una novità, avevano già minacciato qualche Consiglio Comunale fa che non sarebbero più entrati in aula finché il sindaco non sottostava alle loro richieste. Oggi la dimostrazione pratica che interessano a loro più i propri interessi che la città. Oggi si rischiano di perdere 3 milioni di euro di finanziamenti PNRR da noi intercettati, ma quelli che realmente rischiano sono particolarmente 283.000 euro di digitalizzazione che rischiamo a questo punto di non fare in tempo e quindi dovremmo dire allo Stato ve li dobbiamo restituire, e un CCR. Si riempiono la bocca di differenziata, finalmente abbiamo una struttura che ci permette di farla, un CCR su un bene confiscato alla mafia, e loro stanno mettendo a rischio tutto questo solo per estorcere al sindaco un'attenzione che non hanno, estorcere al sindaco posti in giunta o quant'altro. Lei parla di estorsione, io potrei parlare anche di poca sensibilità, ma cosa può fare il sindaco di Favara per non proseguire con questo scontro? Guarda, io ho avuto un mandato chiaro da parte dei miei elettori, di tutti i cittadini favaresi che mi hanno votato, ed era quello di cambiare modo di fare politica. Questo modo di fare politica da Prima Repubblica o peggio ancora non può assolutamente toccarmi. Fra 6 mesi saranno liberi di sfiduciarmi e poi i favaresi decideranno chi ha agito bene o chi ha agito male. E intanto adesso si perde. Oggi la realtà è che se non riusciamo a riconvocare urgentemente un altro Consiglio Comunale o se si trovano soluzioni alternative, rischiamo di perdere almeno 1 milione di euro dei 3 discussi, e questa sarà tutta responsabilità. Io penso che chi non è venuto direttamente potrà avere qualche scusa da raccontare ai propri familiari, alla città, ma chi si è alzato e se n'è andato via dovrebbe solo vergognarsi. Per essere autonomi e procedere alla stabilizzazione contrattuale dei lavoratori precari da tempo determinato a tempo indeterminato, il Comune di Favara deve avere i bilanci approvati. Purtroppo si è fermi al bilancio 2020. In ragione di ciò, anche per garantire la continuità contrattuale e lavorativa, si debbono cercare altre strade per intraprendere le procedure di stabilizzazione di detto personale, strade che portano a Palermo e a Roma. La questione stabilizzazione precari è stata oggetto ieri sera di un'intensa discussione in Consiglio Comunale, sollecitata da una mozione presentata dai consiglieri Salvatore Bellavia del PD e Pasquale Cucchiara di Favara per i Beni Comuni, ma condivisa e fatta propria da tutti i consiglieri,
alcuni dei quali hanno presentato anche un emendamento alla mozione che l'ha integrata e arricchita. Presenti in aula alcuni, pochi per la verità, dei 299 lavoratori a tempo parziale e determinato che prestano servizio presso il Comune di Favara. La mozione e l'integrazione impegnano il sindaco, la giunta e la presidenza del Consiglio Comunale ad attivarsi quanto prima per regolarizzare la situazione stabile dell'ente, per attivare entro e non oltre il 31 dicembre 2023 le procedure di stabilizzazione del personale precario con contratto a tempo determinato presso il Comune di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha percorso il lavoro fatto dalla sua amministrazione nel settore dei lavoratori precari, un impegno profuso unitamente ai sindaci di Porto Empedocle e Casteltermini per cercare soluzioni, sollecitando interventi ed anche autorizzazioni sia dal governo regionale che da quello nazionale. Come detto, il Comune potrebbe avere autonomia di azione se avesse i bilanci approvati. Proprio in relazione di ciò, dopo il voto sulla mozione sui precari, è stato prelevato il punto relativo ad una interrogazione presentata dalla stessa Presidente Miriam Mignemi relativa ai bilanci comunali e alla loro situazione. È stato evidenziato che i bilanci consolidati sono fermi al 2018, per cui sono da approvare gli esercizi finanziari 2019 e 2020. Mancano all'appello anche i cosiddetti bilanci normali relativi agli esercizi finanziari del triennio 2020-2022 e 2021-2023. Il Comune di Favara, per la loro relazione, si avvale anche dal supporto tecnico di una ditta esterna. La Presidente Mignemi nella sua interrogazione ha chiesto i motivi di questi ritardi, dovuti, secondo l'amministrazione comunale, a diversi fattori tecnico-burocratici che comunque non hanno molto convinto i consiglieri. Conclusa la discussione su mozione e interrogazione, si è passati alla trattazione dei punti operativi inseriti all'ordine del giorno, che vedeva in primo piano importanti variazioni di bilancio per fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma diversi consiglieri hanno deciso di uscire dall'aula facendo cadere il numero legale. All'appello della Presidente Mignemi, solo 9 dei 21 consiglieri presenti in prima battuta hanno risposto all'appello. Seduta spostata di un'ora, ma come prevedibile solo la Presidente Mignemi era presente, per cui la riunione proseguirà questa sera alle ore 18:30, numero legale permettendo. Ormai sono passati quasi 2 anni, o meglio sono passati 2 anni che questo sindaco amministra ed è chiaro a tutti che sta amministrando male, che alcuni assessori della sua giunta non vanno bene o non lavorano abbastanza per far sì che questo paese possa avere realmente una svolta, e quindi noi dopo tantissime lamentele che ci arrivano dall'ufficio tecnico, dai tecnici, dopo tantissime cose che abbiamo sentito e che ce ne facciamo carico, abbiamo chiesto, abbiamo sfiduciato, perché i numeri sono quelli, abbiamo sfiduciato l'assessore Schembri, il sindaco ha deciso di non cambiarlo. Ma non votare le variazioni di bilancio non vorrebbe dire anche penalizzare la città? Anche queste, guardi, io mi aspetto che domani il sindaco sbraiterà nei nostri confronti perché non abbiamo votato le variazioni di bilancio, racconterà alla città cose false dicendo che siamo stati noi colpevoli a fare perdere il finanziamento. Invece io ti posso dire che il sindaco ieri sera, su una discussione importante, su un'interrogazione del Presidente del Consiglio Miriam Mignemi che riguardava la parte finanziaria, ci ha detto che non riuscirà a chiudere il bilancio entro il 31 di dicembre 2023. Quindi, non potendo rendicontare anche queste variazioni di bilancio, io vorrei chiedere al sindaco, ma spesso mi accusa di essere nervoso, ma poi risposte non me ne dà mai, come potrebbe accedere a questi finanziamenti nel momento in cui non è nella possibilità di rendicontare? Noi ieri abbiamo presentato una mozione per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, proprio per provare a riportare anche in aula i nostri colleghi, oltre all'importanza del punto trattato. Abbiamo fatto una bella discussione, ci sono stati diversi interventi e anche per questo motivo oggi mi aspettavo una presenza massiccia dei miei colleghi in aula, anche perché si votavano delle importantissime variazioni di bilancio
bilancio, di cui 2 in particolare rischiano di essere perdute. Uno per quanto riguarda i servizi al cittadino, dei servizi informatici per un valore di 280.000 euro e la costruzione di un CNRR su un bene confiscato alla mafia. Dunque oggi sono veramente rammaricato, non credo che si possa continuare in questo modo, i colleghi debbono capire che l'azione amministrativa è una cosa, mentre l'azione della variazione dei bilanci e della votazione di questi importanti finanziamenti è un'altra. Dunque io lancio umilmente un appello ai miei colleghi e gli dico: abbandonare l'aula significa abbandonare Favara. Al via oggi presso l'Istituto Sciascia di Agrigento gli incontri indetti dal Centro per l'Impiego con gli studenti al fine di spiegare le possibilità che avranno al termine del loro ciclo di studi per inserirsi nel mondo del lavoro attraverso dei percorsi finalizzati come il tirocinio e l'apprendistato. Noi abbiamo seguito l'evento. Al via oggi presso l'Istituto Sciascia di Agrigento gli incontri indetti dal Centro per l'Impiego congiuntamente con gli uffici periferici della provincia con gli studenti per spiegare le possibilità che avranno al termine del loro ciclo di studi di inserirsi nel mondo del lavoro attraverso dei percorsi finalizzati come il tirocinio e l'apprendistato. Oggi parliamo di tirocini e di apprendistato, 2 forme di politiche attive del lavoro che il Dipartimento regionale del lavoro ha messo in atto per portare alla società e quindi alla formazione, alle scuole, al mondo produttivo, alle associazioni datoriali, quelli che sono gli strumenti per l'introduzione nel mondo del lavoro. Stiamo iniziando con le scuole, che chiaramente sono la parte iniziale di questo percorso, e con tutte le scuole della provincia di Agrigento stiamo mettendo su una serie di incontri al fine di portare a conoscenza del mondo della formazione, di quali sono gli strumenti, dicevo, per l'introduzione nel mondo del lavoro. Siamo partiti dall'Istituto Sciascia che ci ha dato questa opportunità. La scuola ha messo a disposizione tutto ciò che ha potuto e per questo li ringrazio, e abbiamo portato a conoscenza dei ragazzi questi strumenti. Il feedback è stato, diciamo, abbastanza positivo, perché i ragazzi stanno rispondendo bene, sono incuriositi da queste comunicazioni. Sono delle attività che porteremo avanti nei mesi di novembre e dicembre di quest'anno, ma che ripeteremo l'anno prossimo con una serie di attività, come dicevo prima, con il mondo del lavoro, con le associazioni produttive, con i consulenti del lavoro, che vogliamo fare insomma squadra per fare questo collegamento amministrazione, formazione, mondo del lavoro. E dimenticavo anche ANPAL Servizi, ANPAL che è la società del Ministero del Lavoro che si occupa delle politiche attive. Grazie. Oggi siamo qua per condividere con i nostri alunni e con i funzionari del Centro per l'Impiego di Agrigento questa grande esperienza, soprattutto per i nostri alunni che si attingono ad entrare nel mercato del lavoro. I nostri funzionari spiegheranno loro 2 aspetti importanti: l'aspetto dei tirocini formativi e del contratto di apprendistato, 2 forme di inserimento del mercato del lavoro che vengono rivolte principalmente ai giovani, dando delle diverse opportunità di inserimento all'interno del mercato del lavoro. L'intera istituzione scolastica è felice di condividere questa esperienza, anche perché mette in evidenza quali sono i veri legami esistenti tra l'istituzione scolastica e il mercato del lavoro. Ci troviamo qui oggi a Leonardo Sciascia proprio per presentare, ed è il mio compito, quello che è uno strumento, una politica attiva del lavoro, che è il tirocinio formativo. Il tirocinio rappresenta, e lo abbiamo presentato così agli studenti dello Sciascia, un'occasione per fare da ponte tra la scuola, quindi uno strumento di transizione importante tra la scuola e il lavoro. Permette agli studenti di acquisire competenze e di certificarle, competenze da un punto di vista tecnico-professionale, da un punto di vista anche personale, permette di acquisire quella sicurezza, quell'autonomia e quella capacità che ad oggi è necessaria nel mondo del lavoro per muoversi all'interno di contesti lavorativi.
permette di sviluppare la capacità di lavorare all'interno di un contesto in team. Ricordiamo sempre agli studenti che il tirocinio è un percorso di formazione, non è un lavoro, quindi tendiamo a fare la differenza tra quello che è il tirocinio e quello che è il contratto di apprendistato. L'obiettivo è quello di trasferire delle conoscenze che poi si presume dovranno consolidarsi e diventare competenze per permettere a questi ragazzi di diventare sempre più consapevoli e autonomi nel mondo del lavoro. Oggi siamo qua in questo istituto, è un istituto tecnico, economico e tecnologico, per trasmettere delle nozioni inerenti il mondo del lavoro. Nello specifico io presenterò il contratto di apprendistato quale misura di politica attiva del lavoro. Una particolarità del contratto di apprendistato è quella che appunto quest'ultimo è un contratto subordinato a tempo indeterminato, per cui fa acquisire a tutti i lavoratori, a tutti gli apprendisti, i diritti di un vero e proprio lavoratore, a differenza di un tirocinio. Per cui è giusto motivare questi ragazzi, questi studenti a intraprendere un percorso che permette loro di inserirsi nel mondo lavorativo. Però è giusto pure far notare le differenze tra tirocinio e apprendistato. Il contratto di apprendistato è una misura molto più vantaggiosa. La finalità ultima è quella appunto della formazione e dell'occupazione. Il contratto tende a rappresenta il cuore pulsante del nuovo sistema delle politiche attive del lavoro che pone la sua attenzione sulla formazione continua e con il fine ultimo di accrescere l'economia, garantire l'innovazione e promuovere la risorsa umana che deve cercare di inserirsi nel mercato del lavoro con determinazione e preparazione. Tengo a sottolineare che gli attori regionali hanno fatto leva anche sull'apprendistato stagionale, nel senso che hanno appunto evidenziato che il tessuto economico e produttivo della nostra amata Sicilia è caratterizzato da alcuni settori, quali il settore dell'agricoltura, i servizi enogastronomici e i servizi turistici alberghieri, per cui valorizzare e far leva sulla stagionalità in apprendistato è importante, in Sicilia si può. Come valuti questa iniziativa? Molto fruttuosa per il nostro futuro, perché non abbiamo mai intrapreso un'esperienza del genere che ci fa conoscere le nostre opportunità una volta usciti da questo istituto. E si è svolto stamani presso l'auditorium dell'Istituto Gallo di Agrigento la seconda edizione del premio Dona Maiora, organizzato dall'UNUCI di Agrigento sul posto Giuseppe Moscato. Promosso dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, sezione di Agrigento, si è svolto questa mattina presso l'auditorium dell'Istituto Nicolò Gallo di Agrigento il premio Dona Maiora. Premio consistente in una medaglia d'argento appositamente incisa per premiare il personale di varie istituzioni e enti nazionali che nel corso dell'anno si è distinto per professionalità, attaccamento al corpo di appartenenza, encomiabile impegno, sprezzo del pericolo e spiccata iniziativa nel servizio di tutela della collettività. Presenti il prefetto di Agrigento e le massime autorità civili e militari della provincia. Sono stati premiati i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, Marina Militare e dell'Esercito Italiano. Sì, oggi come Istituto Gallo siamo particolarmente onorati di accogliere le personalità più alte per quanto riguarda sia la società civile che religiosa che militare, ma soprattutto per ospitare un premio che ha un significato particolare anche dal punto di vista educativo e formativo per i nostri ragazzi oggi presenti in auditorium, in quanto si premieranno delle persone che si sono distinte nel loro ambito lavorativo per
dedizione nei confronti del proprio lavoro, nei confronti della collettività, per spirito di servizio e per coraggio. Quindi tutti ideali diciamo virtù che oggi purtroppo spesso scarseggiano, ma che sono sempre un altissimo esempio e modello per i nostri ragazzi. I nostri ragazzi fra l'altro sono ragazzi prossimi al diploma, dovranno fare delle scelte lavorative in tempi abbastanza brevi ed è giusto che lo facciano tenendo conto di quello che deve animare la loro futura professione e la loro futura vita, che è un lavorare per gli altri, con gli altri, per migliorare la nostra società. Allora, l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, che in abbreviazione diciamo UNUCI, ha come scopo principale quello di mantenere i rapporti tra i militari in servizio e i militari in congedo e di mantenere un adeguato livello di conoscenze dal punto di vista militare nei confronti dei propri iscritti. Fanno la propria azione anche in campo sociale, come questo premio di oggi. Esatto, questo premio di oggi serve proprio ad unire, a fare da trade union tra la parte militare e la parte civile, cosa che per l'UNUCI è istituzionale. Dobbiamo dire che questo premio è giunto alla seconda edizione dopo il successo della prima edizione ed è sicuramente un'iniziativa di una portata non indifferente per far conoscere anche l'UNUCI ai non addetti ai lavori. Un premio importante per le forze dell'ordine, per le forze di polizia che avvicinano anche al territorio. Sì, il premio avvicina al territorio soprattutto per un motivo. Tutti i premi, da quello letterario a quello artistico a quello alle attività lavorative come questo, sono alla fine premi per chi fa qualcosa in favore degli altri. Quindi sono premi che riguardano alla fine la sfera del darsi al prossimo. Ecco, direi che questo si connota soprattutto per questo aspetto. Essere premiati è un motivo di soddisfazione, soprattutto nell'ambito di un evento che ha come titolo Dona Maiora, che come sappiamo erano le ricompense conferite ai soldati durante l'impero romano, le maggiori ricompense. Io ho riconosciuto nel mio vice, il comandante Guzzi, una grande capacità di comunicazione agli studenti, delle tematiche ambientali in particolare. Infatti nella motivazione leggeremo che il comandante Guzzi è stato premiato, oltre che per la grande capacità operativa, per il suo atteggiamento costruttivo, propositivo e diciamo anche di docenza nei confronti delle scolaresi. Ricevere il premio è sempre una bella soddisfazione, vuol dire che si è operati bene. Assolutamente sì, questo è un premio molto importante e prestigioso. Comunque ritengo opportuno e doveroso condividere questo premio con tutto il personale della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, personale militare e personale civile, perché il raggiungimento di questo obiettivo, di questo premio, è il lavoro di squadra, è un lavoro di un team e quindi grazie al lavoro e alla collaborazione di tutti siamo riusciti a raggiungere questo grande risultato. È anche importante condividerlo con il comandante della Capitaneria, il comandante Ventriglia, grazie al suo supporto e al suo indirizzo costante. Si è svolto stamani presso la sede del parco a Casa San Filippo il premio regionale di poesia in lingua siciliana Giuseppe Serroi, giunto alla sua 7ª edizione, organizzato dalla CNA Pensionati di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento. Si è svolto oggi presso la sede del Parco Archeologico a Casa San Filippo il premio regionale di poesia in lingua siciliana Giuseppe Serroi, giunto alla sua 7ª edizione. Durante la cerimonia di premiazione sono state consegnate delle targhe ai vincitori, pergamene alle persone segnalate e diverse targhe speciali al merito. L'iniziativa è stata organizzata dalla CNA Pensionati di Agrigento. Durante la manifestazione anche interventi musicali a cura del gruppo dell'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento. L'iniziativa è stata coordinata da Francesco Curabba, presidente emerito della sezione pensionati della CNA di Agrigento. Questa iniziativa nasce dall'intuizione del professore Curabba, che presiedeva all'epoca la CNA provinciale di Agrigento e che della cultura degli artigiani e dell'associazione dei pensionati degli artigiani
ha non solo compreso ma preso il meglio nel senso di valorizzare la trasmissione dei saperi e quindi la cultura siciliana, la lingua siciliana alle giovani generazioni. Trasmissione di elementi essenziali per una comunità, perché dal passato si aprono le porte del futuro e quindi la trasmissione alle giovani generazioni di un patrimonio della Sicilia. Un patrimonio la lingua siciliana nasce prima ancora della lingua italiana, basti pensare a Ciullo d'Alcamo, e la poesia è stato uno strumento essenziale per la trasmissione non solo della lingua ma della cultura del popolo siciliano, delle sue tradizioni alle generazioni che man mano si sono tramandate conoscenze e cultura. Per questo CNA, che è organizzazione di artigiani, che della trasmissione dei saperi e della conoscenza agli altri e soprattutto alle giovani generazioni hanno fatto un valore fondante della struttura associativa, hanno subito recepito la proposta del professore Curabba e dato vita a questa iniziativa che ormai da anni ha un valore regionale per la partecipazione di tanti poeti delle diverse province siciliane che ogni anno si danno appuntamento in questa bellissima Valle dei Templi, che è il posto ideale proprio per premiare i poeti e soprattutto per incontrare i poeti con i giovani delle scuole, le giovani generazioni, portando avanti quello che è anche il senso che ha quella legge regionale purtroppo applicata ancora in pratica di dare l'opportunità ai giovani di valorizzare nelle stesse scuole la lingua siciliana. Sicuramente si tratta di un impegno che la CNA di Agrigento, in collaborazione con la CNA regionale, ha preso e continua praticamente a sostenere per far sì che il nostro patrimonio linguistico siciliano non possa disperdersi. Intanto la manifestazione è stata organizzata e la organizziamo ogni anno per onorare una categoria di persone, diciamo così, che hanno una particolare sensibilità, che sono appunto i poeti, i quali amano la poesia ma sanno anche poetare. Poi un altro motivo per cui noi portiamo avanti questa iniziativa è appunto quello di valorizzare, allo stesso tempo far conoscere al territorio agrigentino che nell'Ottocento Agrigento ha avuto un grande poeta, un uomo politico di rilievo, un medico, uno scienziato, un patriota combattente per cacciare i Borboni dalla Sicilia e instaurare un regime più democratico. Si tratta di un'iniziativa che quest'anno ha coinvolto anche alcune scuole, ha coinvolto la scuola media e l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, ma ha coinvolto anche l'Enrico Fermi di Agrigento. Queste scuole hanno avviato già dei percorsi in lingua siciliana in parallelo allo studio della lingua italiana, senza stravolgere, come si suol dire, il curricolo. Loro hanno inserito nel curricolo dei percorsi in lingua siciliana che servono a tramandare, a trasferire alle nuove generazioni quel patrimonio letterario, storico, fatto di tradizioni, fatto di valori, fatto di canzoni, fatto ancora di proverbi, di modi di dire, di motti, che in un certo modo arricchiscono anche il nostro linguaggio e sono sicuramente un valore aggiunto per coloro i quali portano avanti questo tipo di iniziative.
È una tradizione che si ripete da diversi anni e la CNA è sempre presente, sensibile a queste problematiche della cultura, perché noi rappresentiamo la CNA e gli artigiani che sono degli artisti, come la poesia è un'arte, così cerchiamo di mantenere le tradizioni e il tramandare l'esperienza ai più giovani. E il Serroi è stato un grande, è stato tutto un medico, poi è stato un grandissimo, d'origine è nato a Raffadale, e noi vogliamo continuare questa tradizione. Siamo arrivati alla 7ª edizione per essere presenti, perché è un momento di incontro, di socializzazione e di trasmettere. Vedo qua che ci sono dei giovani nelle scuole e già è quanto dire, perché questo unire le persone più anziane con le persone più giovani e trasmettere il sapere ai più giovani è qualcosa di molto importante, perché gli anziani dobbiamo ricordarci che sono una fonte di sapere e di saggezza, ed è giusto che lo possano tramandare ai più giovani, con la speranza che i più giovani riescano a recepire tutto ciò che gli anziani possono trasmettere. E ora linea alla regia per la pubblicità. E sentiamo ora Enzo Argento, autore vincitore del premio Città di Bassano del Grappa, unico premiato siciliano. Argento, poeta, scrittore, vincitore di un importante premio, unico vincitore in Sicilia. Di cosa si tratta? Si tratta di un premio quinquennale che si fa nella città di Bassano del Grappa, ed è un premio importante perché partecipiamo tutti i poeti, uno per ogni regione d'Italia. Niente, sono talmente contento. Cosa hanno premiato? Hanno premiato praticamente, c'è stata una giuria idonea a questo tipo di lavoro, che ha letto le poesie, le ha valutate, e poi le poesie sono di argomento diverso, non so, di politica, amore, tante una silloge. Sì, una silloge di 43 poesie. Cosa significa questo premio per lei? Per me significa fare di più e fare sempre cose nuove, almeno penso, di riuscirsi in poche parole. Ho portato una modifica nel mio modo di scrivere ora ultimamente, perché scrivo con parole proprio forti. A me piacciono le immagini forti, e dire poche parole, dire tante cose con poche parole, che non è facile. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, il Liceo Leonardo ha organizzato un incontro in tema che ha visto la presenza del relatore, il professore Franco Giudice, e della dirigente scolastica Patrizia Pilato. Abbiamo seguito l'evento. Preside, oggi Giornata Mondiale della Filosofia, con la presenza di un autore per parlare appunto del saggiatore Galileo, l'autonomia della ricerca scientifica. Continuano gli incontri con gli autori della scuola, dopo quello del Palacongressi di qualche giorno fa. Oggi in realtà noi celebriamo la Giornata Mondiale della Filosofia, giornata indetta dall'UNESCO proprio per celebrare una disciplina che in qualche modo favorisce lo sviluppo del pensiero umano. È una disciplina, la filosofia, che indubbiamente avvicina al dialogo interculturale i nostri ragazzi e consente di costruire una società aperta ed inclusiva. Per questo nel curriculum del Liceo Leonardo la filosofia ha un posto assolutamente di rilievo, e noi ogni anno non cerchiamo sempre di celebrare questa giornata proprio per dare a questa giornata il valore che merita. È indubbio che per i ragazzi è importantissimo l'approccio alla filosofia, perché consente loro di sviluppare un pensiero critico, dal momento che riescono a mettersi in relazione con altro, soprattutto a dare un peso e un valore alle parole degli altri, perché la filosofia del resto è lo strumento più adeguato per affrontare le sfide contemporanee, ma soprattutto
soprattutto per creare le condizioni intellettuali del cambiamento. Per questo noi regaliamo ai nostri ragazzi ogni anno la celebrazione di questa giornata con diciamo, figure di alto spessore come quella del professore Giudice. Oggi qui ad Agrigento all'Istituto Leonardo per festeggiare, parlare, insomma, ricordare la giornata mondiale della filosofia attraverso anche un suo testo. Sì, quest'anno diciamo qui presenterò un libro di cui quest'anno ricordano i 400 anni dalla sua pubblicazione, Il saggiatore di Galileo. Sarà l'opportunità, l'occasione per parlare dell'importanza di Galileo, del metodo scientifico, dell'autonomia della scienza e di come questo possa avere ancora un significato per i ragazzi e per invogliarli insomma, ad intraprendere una qualsiasi tipo di carriera, non solo scientifica, con la consapevolezza che per fare ricerca bisogna avere un metodo e che questo metodo va perseguito con un minimo di rigore. In questo momento in cui i social diciamo, sono presenti, quanto è importante parlare e discutere di filosofia anche per i giovani che rappresentano il futuro della nazione? Ma parlare di filosofia è sempre importante perché possiamo in senso diciamo così generale considerare la filosofia come un esercizio del pensiero, un esercizio critico del pensiero, quindi la capacità di analizzare gli eventi, la capacità di analizzare la situazione di qualsiasi livello. Quindi celebrare la filosofia significa celebrare la capacità cognitiva e analitica dei ragazzi. Si svolgerà il prossimo 25 novembre la 46esima edizione del Premio Telamone presso la Sala Zeus del Museo Archeologico di Agrigento. Sentiamo il professor Paolo Cilona del CEPASA, organizzatore dell'evento. Paolo Cilona, a grandi passi si va verso il Premio Telamone, una nuova edizione. Cosa ci anticipa? Sono le eccellenze siciliane che hanno portato e portano avanti la loro professionalità, il loro impegno e soprattutto di portare sempre il nome della Sicilia in ogni occasione. Sono servitori dello Stato, sono artisti di talento, sono campionesse di sport, quindi è l'eccellenza che vive e si muove sul territorio nazionale e non solo, ma anche a livello europeo. Quindi è un appuntamento di tutte le personalità che danno lustro alla nostra terra e quindi Agrigento continua da 46 anni a portare proprio nella città dichiarata da Pindaro la più bella città dei mortali queste eccellenze che fanno onore alla nostra terra. Il valore di questo premio nell'ambito di quella che è la nostra città, anche in proiezione della capitale della cultura. Noi approfittiamo di questo grande evento per continuare il nostro impegno artistico-culturale perché Agrigento possa essere su tutte le pagine dei giornali e sui mezzi di comunicazione come una città ospitale che ha una sua tradizione e soprattutto perché Agrigento merita molto di più di quello che ha ottenuto. Appuntamento dunque? Giorno 25, sabato alle ore 16:30 nella Sala Zeus dove regna nella sua imponenza il gigante Telamone che sorreggeva la trabeazione del Tempio di Giove Olimpio. L'Antitrust ha avviato un'indagine conoscitiva sull'uso degli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte di collegamento tra la penisola e la Sicilia e la Sardegna, caratterizzate da particolari esigenze di mobilità. Lo fa sapere l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Alla base di questa decisione si legge in una nota il fatto che, in concomitanza con la ripresa della domanda di trasporto aereo passeggeri, a partire dal 2022 sono stati rilevati da soggetti istituzionali e non livelli di prezzo elevati in corrispondenza proprio dei periodi di picco di domanda. Ancora una vittoria per il Codacons, associazione che lo scorso 5 novembre denunciò attraverso un dettagliato report i rincari dei prezzi dei biglietti aerei per la Sicilia e per la Sardegna in vista delle partenze di Natale. Lo afferma l'associazione commentando l'indagine conoscitiva avviata proprio dall'Antitrust
dell'antitrust. In base alla denuncia del Codacons, per volare a Catania partendo il 22 dicembre con un biglietto di sola andata si spendevano nei giorni scorsi un minimo di 206 euro, partendo da Milano 231 euro, da Bologna 239 euro, da Torino e 242 euro da Firenze. Se si spostava la data di partenza al 23 dicembre la spesa saliva vorticosamente a 273 euro a biglietto partendo da Torino, 286 euro da Firenze. Per arrivare a Palermo imbarcandosi il 23 la spesa minima era di 143 euro da Roma, sempre sulla andata, 220 da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro da Bologna, prezzi che, segnala il Codacons, risultano un ulteriore batosta per gli italiani che vogliono avvicinarsi a casa. Proprio per contrastare il fenomeno del caro voli durante il periodo natalizio, il Codacons chiedeva così all'antitrust di intervenire sull'ennesimo rincaro dei voli aerei a danno di lavoratori e studenti che vogliono tornare dei loro parenti per le feste natalizie. Non possiamo non chiederci che fine abbiano fatto le misure del governo introdotte col decreto asset, che erano finalizzate proprio ad evitare ciò che il Codacons ha registrato, ossia un aumento delle tariffe per i collegamenti con le isole durante un periodo di picco della domanda. E passiamo allo sport. È terminata per 3-0 per il Trapani la partita disputata ieri all'Esseneto, valevole per i 16esimi di Coppa Italia della Serie D. La squadra agrigentina viene così eliminata nel girone e si qualifica la squadra ospite. È il Trapani di mister Alfeo Torrisi ad accedere agli ottavi di Coppa Italia di Serie D. A conclusione di una gara senza troppa storia, con gli ospiti Granata cinici e spietati nel siglare 3 reti con Sbrissa, doppietta, e Samache. Per l'Akragas si tratta della seconda sconfitta settimanale, infatti ricordiamo che ha perso in campionato a Barcellona con la Nova Egea e domenica prossima si appresta ad affrontare proprio all'Esseneto l'ex Regina. Una gara giocata anche su un campo molto ma molto precario. La rete del vantaggio Granata arriva all'ottavo dai 25 metri dopo una corta respinta della difesa di casa. Sbrissa ha tutto il tempo di prendere la mira e scagliare di collo pieno il pallone all'angolo basso di Sorrentino. L'Akragas tenta di reagire e lo fa con Cipolla prima e Di Mauro poi, con un paio di conclusioni che il portiere trapanese devia in angolo con bravura. Al ritorno dagli spogliatoi, proprio al 46esimo, arriva immediato il bis. Un'azione veloce sulla sinistra, un cross al centro area, interviene Samache che di piatto gonfia la rete. Attorno al 60esimo un piccolo giallo che vede coinvolto il nuovo entrato Litteri, il quale si fa male in uno scontro fortuito con un avversario e quindi è costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco. La gara riprende, ma il Trapani vuole chiudere definitivamente la gara e in pieno recupero ancora Sbrissa al 94esimo in contropiede penetra in area akragantina e approfittando di un rimpallo favorevole batte Sorrentino con un diagonale molto angolato. Termina così l'avventura in Coppa Italia per l'Akragas, che adesso può concentrarsi maggiormente sul campionato. Ma vediamo cosa dicono i rispettivi mister di Akragas e Trapani. Mister, nel primo tempo una bella Akragas che ha avuto più occasioni rispetto al Trapani, è mancato il gol, poi nella ripresa al primo minuto il secondo gol del Trapani ha tagliato le gambe alla squadra biancazzurra. Credo proprio che la partita si sintetizzi tutto lì in quello che hai detto, perché io ho visto una grande squadra dall'Akragas nel primo tempo, nonostante noi non abbiamo fatto giocare alcuni giocatori, per noi non è la stessa cosa, voglio dire, che per il Trapani, perché noi non abbiamo una rosa così ampia di giocatori esperti. Però nonostante questo chi ha giocato credo che nel primo tempo abbia fatto veramente una grande partita, meritava di pareggiarla, poi nel secondo tempo ancora eravamo convinti di poterla riprendere, ma siamo stati beffati dopo 30 secondi un'altra volta da un errore nostro, e poi giocare sotto i 2 gol contro una squadra che come il Trapani di quell'esperienza, brava nel palleggio, è difficile andare a scardinare la loro difesa. Abbiamo tentato di far entrare anche qualcuno che era rimasto fuori all'inizio della partita, però ripeto, poi diventa difficile perché loro
si sono chiusi e hanno giocato soltanto sulle ripartenze. Cosa prendi di buono di questa partita? No, prendo di buono come al solito che i giocatori che giocano meno nel momento in cui vengono chiamati in causa rispondono sempre presente con delle prestazioni ottime, come è stato il primo tempo di oggi, perché oggi Perez, Scandurra, ho visto bene anche Leuca, Marrale ha fatto una grande partita, per cui devo dire che ho visto una bella Agragas il primo tempo che sicuramente meritava di andare agli spogliatoi con un risultato di parità. Poi rientrati, l'abbiamo già ripetuto tante volte, rientrati subito per 30 secondi, prendere il 2-0, finisce la partita contro una squadra come il Trapani. Mister, si può dire che i due episodi, ovvero la pallagol del primo tempo con la deviazione sfortunata sotto porta, ma anche l'episodio di Litteri che si fa male praticamente al primo contrasto, siano un po' lo specchio di questa partita in cui comunque l'Agragas ha cercato di giocare ad armi pari con una squadra più forte, ma alla fine i dettagli hanno fatto la differenza. Mi fa piacere se tu dici e sostieni che l'Agragas abbia giocato ad armi pari contro una squadra che per ovvi motivi è più forte, perché ha dei giocatori più forti rispetto a quelli nostri, o comunque, ripeto sempre, con giocatori molto più di esperienza rispetto ai nostri. Però io credo che l'Agragas a tratti al primo tempo sia stata anche superiore rispetto al Trapani, per cui questo mi fa grande piacere. Poi è pure vero, ripeto, che se tu vai sotto 2-0 dopo neanche davvero 30 secondi all'inizio del secondo tempo, io credo che la partita poi è difficile andarla a recuperare. E io metto dentro tutti i ragazzi che ho lasciato fuori, i vari Grillo, i vari Trombino, i vari Litteri, Sanseverino, per tentare di recuperare la partita, perché questo volevamo, però era già un po' compromessa. Nonostante il risultato di 3-0, abbiamo visto un'Agragas forse inedita sul piano del gioco. Cosa possiamo trarre da questa gara per il proseguo del campionato? No, io sono felice perché oggi abbiamo giocato in maniera diversa, abbiamo lavorato ovviamente qualche giorno prima per giocare in una maniera un po' diversa e sono arrivate risposte positive, quindi continua ad esserci veramente da parte dei ragazzi una grande applicazione, abnegazione per quello che tentiamo di portare la domenica o il mercoledì in questo caso in campo, e riusciamo a farlo, e quindi questo veramente a me rende felice. Sicuramente era obiettivo nostro, passare il turno, sottolineare con merito è una cosa importante, perché oggi i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione in un terreno di gioco dove era difficile giocare, sono adattati benissimo alla gara, sono molto soddisfatto e faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché oggi è andato in campo chi ha giocato meno ultimamente e ha dato grande dimostrazione di attaccamento alla causa, al gruppo, e questo dimostra ancora una volta che questo è un gruppo forte non solo a livello tecnico-tattico ma proprio a livello di uomini. Quindi era importante che la squadra dava queste risposte, di che i giocatori le ho avute tutte positive, e sono più che felice di quello che ha fatto la squadra oltre del passaggio del turno. Che importanza darete alla Coppa Italia adesso? Ma il nostro presidente ha creato un gruppo squadra importante, e come ho detto più volte, sia a livello numerico sia a livello di qualità. È doveroso, penso che sia logico, una squadra che ha una rosa di 30 elementi, uno più forte dell'altro, con caratteristiche diverse, è normale che deve presentarsi alle gare ufficiali per cercare di fare quanto meglio è possibile. La Coppa è una competizione che è vero che non porta a nulla, tra virgolette, a livello di eventuali salti di categoria, però il prestigio non è una cosa che si può comprare solo attraverso il risultato sportivo, che può darti l'avanzamento di categoria. Noi siamo un club prestigioso, con un presidente che è ambizioso, abbiamo una rosa folta e competitiva, e quindi cercheremo di arrivare quanto più in fondo possibile, perché la Coppa Italia è una competizione ufficiale. Vediamo ora la Goal Collection curata da Wisport relativa alla 13ª giornata del campionato di calcio della Serie D Girone I.
Bisognava attendere 13 turni per registrare ben 3 squadre al comando della classifica. Il riposo osservato dal Trapani permette al Siracusa di allinearsi in vetta a pari punti con lo stesso numero di partite giocate, vinte e pareggiate. In realtà vi sarebbe anche la Vibonese a 31 punti, terzo incomodo a detta di molti, ma pur sempre in testa, ma con una partita in più. La nostra goal collection inizia con questa prima pillola statistica e con le 2 reti del Siracusa che al De Simone risolve nel secondo tempo la pratica città di Sant'Agata con le reti di Alma e Arcidiacono. Aretusei che azzerano il gap dal Trapani, ora a pari punti insieme alla Vibonese che non va oltre lo 0-0 al Granillo contro la Reggio Calabria, oggi lontana 12 punti dalla vetta. Lotta playoff serratissima, con il Licata che ha osservato il turno di riposo che precede Reggio Calabria e Real Casalnuovo. I campani chiudono sullo 0-0 la sfida contro la San Catalvese. Emozioni contrastanti nel derby siciliano tra Nuova Igea Virtus e Acragas. Nel piatto della bilancia la gioia dei giallorossi di contro le recriminazioni degli uomini di Marco Coppa, che non le manda a dire nel post gara per l'episodio che ha portato al gol vittoria di Longo. Blitz esterno del Ragusa sul neutro di Locri contro il San Luca. Le reti di Garuffi e Romano, entrambe di pregevole fattura, permettono agli Blei di sopravanzare in classifica e allungare sulle diretti concorrenti alla salvezza. Quarta sconfitta consecutiva per il Canicattì attraverso un momento non favorevole. Siciliani avanti con Sidibe e Abubakar, ribaltati dalla doppietta di Agustin Marsico. Festival del gol e dell'occasione perduta tra Acireale e Castrovillari, punto che serve realmente a poco sia per i Granata sia per i Lupi del Pollino, impelagati sul fondo della classifica. Finisce 3-3 con continui colpi di scena, calabresi avanti con Aceto, Acireale che ribalta con Montaperto dagli 11 metri e con l'autorete di Olivieri. Non si dà per vinto il Castrovillari che effettua il controsorpasso ancora con Aceto e Azzaro, ma l'ultima parola è dei Granata che sanciscono il pareggio con la rete di Romano. Di misura il successo del Portici sulla Gioiese che fa sua l'intera posta in palio grazie al gol del solito Riccio. Termina la nostra 13ª goal collection, la più scarna in termini di gol, soltanto 15, che determinano nuovi scenari in seno ad una lotta sempre più a 3 per il vertice della classifica. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguriamo una buona serata.